Paesaggi da cartolina, dalla Restera Silea fino in centro a Treviso, oggi la Marca si presentava così, tutta ricoperta da una coltre bianca. Previsioni rispettate, primi fiocchi che hanno iniziato a scendere dalle prime ore di questa mattina. Ma al di là della poesia, la nevicata di marzo ha creato anche qualche disagio in diverse zone della provincia, nonostante il piano antineve sia entrato in funzione con uomini e mezzi. È soprattutto in periferia, nei quartieri, che sono registrate alcune difficoltà. Nelle strade secondarie, del quartiere non sono passati nelle strade primarie, quelle più principali, però nelle strade secondarie, come potete vedere, qui il manto della neve ha fatto già spessore ed è già abbastanza compatto, insomma. Segnalo che una decina di minuti fa una macchina è finita addosso quella rete verde uscendo da casa. I disagi a fronte di un'emergenza sono comprensibili. Devo dire che le squadre della protezione civile hanno iniziato a lavorare questa mattina alle 5:30 e sono partiti proprio dai quartieri. I tecnici si sono quindi spostati verso il centro città per tornare nel pomeriggio ancora nei quartieri e così fino a stanotte. Disagi anche la circolazione, si sono registrati alcuni incidenti, soprattutto uscite autonome, fortunatamente senza conseguenze serie. Il più grave è quello accaduto questa mattina lungo la tangenziale in direzione Treviso con un'auto uscita di strada. Il conducente ferito è stato trasportato al Cafoncello.